Campo Nogara a Venezia, strangolato dall'ex a 39 anni, lui ci aveva già provato. Ecco, oggi volevo parlarvi di questo perché l'abbiamo visto un po' tutti. Tani aveva 39 anni. Secondo il racconto della madre, lei e la sua famiglia si erano rivolti ai carabinieri 7-8 volte. Controllo, pedinamenti, messaggi continui, gelosie, aggressioni. E lui ad aprile le aveva anche stretto le mani attorno al collo fino a farle perdere i sensi, quindi ci aveva già provato. C'era stato un ammonimento da parte del questore, nessun braccialetto elettronico e lui poteva ancora raggiungerla. Ecco, per me questa storia pone due problemi. Il primo, la prevenzione. La violenza spesso comincia molto prima dell'aggressione fisica. Comincia con il controllo scambiato per amore, la gelosia normalizzata, l'incapacità di accettare un rifiuto, il ricatto emotivo. Cioè, per questo che serve, secondo me, educazione affettiva nelle scuole e psicologi capaci di riconoscere precocemente certe modalità relazionali e attivare percorsi seri. E vanno coinvolte soprattutto le famiglie, perché è lì che impariamo a gestire rabbia, frustrazione, conflitto e un no. E quando emergono certi comportamenti, se ne veniamo a conoscenza, anche se sono nostri familiari, non dobbiamo minimizzarli o giustificarli, perché poi arriva un punto in cui la prevenzione non basta più. Se arrivi a strangolare una donna fino a farle perdere conoscenza, non siamo più davanti a un semplice segnale, siamo davanti a un gesto che può uccidere. Di fronte a questo io mi chiedo, cioè com'è possibile che in un episodio del genere lui fosse ancora libero di raggiungerla? Non può essere la vittima a dover lasciare casa, lavoro e sparire, c'è adesso chi rappresenta il pericolo a non poterla raggiungere. E alle donne voglio dire questo, non sottovalutate il controllo, i pedinamenti, l'isolamento, la gelosia ossessiva, frasi come se mi lasci mi ammazzo. Questa è manipolazione, la manipolazione può farvi sentire in colpa e responsabili dell'altra persona, non lo siete. Parlate con qualcuno di cui vi fidate, allontanatevi, anche a costo di starci male, di vivere il vostro dolore. Se una persona vi controlla, vi perseguita o vi fa paura, non avete il dovere di concedere un ultimo chiarimento. Cioè, la vostra sicurezza viene prima della sua richiesta di parlare e poi continuiamo giustamente a dire denunciate. Ma non può finire lì, perché se una donna trova il coraggio di denunciare più volte e continua comunque a vivere nella paura, dobbiamo chiederci, ma che valore ha una denuncia se non produce protezione o la percezione di protezione? Non possiamo semplicemente chiedere alle donne di fidarsi dello Stato, è lo Stato che deve dare loro un motivo concreto per fidarsi, perché una denuncia dovrebbe aumentare il senso di sicurezza, non lasciare una donna con la sensazione di aver chiesto aiuto ed essere rimasta comunque sola.